Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Amiche e amici di 131, ben ritrovati. Nuova settimana, nuovo appuntamento con Serie 131, la nostra rubrica dedicata alla Serie C, alla Torres e all'Olbia, penultimo turno del campionato che è andato in archivio nell'ultimo weekend e sono arrivate due importantissimi risultati. Purtroppo per l'Olbia la retrocessione in Serie D, mentre dall'altra parte lo storico secondo posto della Torres, blindato con un turno di anticipo sulla fine del campionato, e con noi ovviamente abbiamo il patron della Torres, Pierluigi Buonasera Pinna. a tutti. Ben ritrovato Pierluigi, patron, questo è il terzo anno, continuano questi risultati dalla Serie D, vinta con i playoff e poi l'anno scorso la salvezza, quest'anno invece la seconda piazza, un risultato storico per Sassari. Parto dalla fine, ovvero dalla festa di domenica sì. Contro il Cesena. È stata una bella domenica di sport, è stato sicuramente un risultato particolare per la Torres. Averla raggiunto da presidente, che emozioni sono state? Sì, diciamo, vabbè, domenica è stata un'emozione importante perché sia dentro sia fuori dal campo, perché abbiamo creato una bella giornata di sport, che è partita all'inizio un po' ricordando e premiando lo storico presidente che ci ha dato tante emozioni, e ritrovarmi adesso un po' a gestire la squadra della città è sicuramente un'emozione molto sentita da parte mia, sicuramente una grande responsabilità, però anche mi dà tanta energia. Quindi diciamo che domenica abbiamo chiuso la prima parte della stagione, manca ancora una partita, però appunto come hai anticipato tu, siamo già all'interno dei playoff, in una posizione ottima. Siamo diciamo tra quelle 8 squadre che poi possono sognare di arrivare dove per adesso la Torres non è mai arrivata, e quindi questo è stata una giornata molto intensa. Ecco, giornata molto intensa, questa è una diretta dove facciamo anche parlare i tifosi. Qualcuno ci ha già mandato le sue domande via Instagram, se volete mandatecene anche in diretta tramite i vari canali social dove sta andando questa diretta. Io continuo però sul filone un po' della sua avventura, certo, con la Torres. Se gli avessi detto da ragazzo un giorno sarà il presidente della Torres che arriverà seconda in Serie C? L'ho scritto anche nell'introduzione del libro che presenteremo anche la settimana prossima sulla Torres. L'introduzione, ho scritto qualche parola ed è un po' un sogno da ragazzo. Magari si faceva qualche battuta, da grande comprerò la Torres. E poi invece abbiamo visto, non da solo chiaramente, ma con i ragazzi di Abinsula, che un po' i sogni si possono avverare. Quindi abbiamo visto che c'erano le condizioni. 3 anni fa, diciamo ancora non sono neanche passati 3 anni, ci siamo un po' buttati in questa operazione con tantissimo entusiasmo, cercando anche di dimostrare un po' che alcune metodologie sia di gestione aziendale non va magari utilizzate da noi in altri ambiti. Noi sviluppiamo software, soprattutto nel campo delle auto, magari anche nel settore dello sport, in questo caso nel calcio, possono avere i suoi frutti. E quindi 3 anni fa siamo partiti con questa avventura
a metà agosto, quindi abbiamo vissuto un primo anno dove siamo partiti un po', diciamo, un po' in ritardo, abbiamo cercato di fare la squadra il migliore possibile perché volevamo già mettere un'impronta, la nostra impronta sul campionato, e ci siamo riusciti, diciamo, qualificandoci per i playoff. Poi lì è stato interessante perché oltre al fattore calcistico sono, diciamo, abbiamo dovuto dimostrare delle capacità imprenditoriali perché dovevamo prendere la licenza nazionale. Certo. Sembra scontato, ma non è così. Cioè, per iscriversi nei professionisti, partire dalla Serie D, ci sono tante cose da fare a livello appunto di impianti e a livello di organizzazione che magari non erano così facili, soprattutto in poco tempo, perché il tempo in cui abbiamo, diciamo, visto quella bellissima finale dei playoff, al tempo in cui dovevamo andare a Roma e Firenze a depositare i documenti era veramente pochissimo. E quindi lì un po' abbiamo messo in piedi, abbiamo anche raccolto un po' anche gli amici imprenditori della città che quest'anno ci hanno dato una mano molto importante per cercare di riuscire ad avere tutte le carte, anche burocratiche, non solo sportive, per iscriverci al campionato, cosa che è successa. E quindi ci siamo trovati 3 professionisti dopo un anno, sempre inseguendo, e l'anno scorso abbiamo iniziato a prendere le misure su questo campionato. Tra l'altro è anche un progetto nella continuità perché avete sempre anche lo stesso tecnico, tranne la parentesi l'anno scorso quando è stato esonerato e poi è arrivato Sottili. Ha parlato anche di infrastrutture, uno dei temi che volevamo toccare in questa diretta, ce l'hanno chiesto in tanti, soprattutto su Instagram, perché è un po' il tema che sta a cuore a tutti, perché molti dicono ma se si sogna e si deve sognare poi dove andiamo a giocare in caso se si raggiunge quell'obiettivo storico? Il Vannissanna è a norma, che progetti ci sono? Questo è un po' il tema che un po' scalda gli animi dei tifosi. Certo, diciamo che il Vannissanna sta piano piano sta sempre a livello strutturale migliorando e crescendo. Adesso abbiamo fatto la richiesta per raggiungere altri 1200 posti nello stadio, abbiamo appunto un po' adeguato tutto lo stadio relativamente alle normative che sono veramente un po' di tutti i tipi, quindi sicuramente lo vogliamo far diventare il Vannissanna la casa della Torres anche in campionati più importanti, quindi non abbiamo assolutamente nessuna paura di affrontare altre categorie e questo diciamo è una cosa importante. Mi ero fermato prima appunto all'anno scorso in cui appunto avevamo preso le misure della categoria, poi quest'anno ci siamo un po' abbiamo capito alcune regole, abbiamo fatto una squadra che per adesso, per questa parte di stagione, ha fatto dei risultati, se posso dire, ottimi se non straordinari. Ma un po' se lo aspettava a inizio anno, perché parlando con il presidente Udassi, lui aveva detto dall'inizio in ritiro avevo visto che stava creando una chimica particolare. Lei si aspettava che sia stato così importante o no? Lo ha vissuto un po' strada facendo? No, diciamo che anch'io ero nel ritiro e quando scambiavamo qualche battuta con Stefano, con gli altri, vedevamo che la squadra era una squadra che giocava bene. Era un giusto mix di giovani, di gente che è rientrata qua per fare bella figura, di altri giocatori che sono stati selezionati diciamo dal direttore sportivo che ha fatto un lavoro molto importante, ci ha permesso appunto di creare questa squadra. Poi con l'andare delle partite, questa consapevolezza che chiaramente in un ritiro con solo le amichevoli non si poteva avere la certezza, piano piano stava prendendo forma un po' il sogno di fare effettivamente un campionato di alto vertice. Quindi è stato dall'obiettivo iniziale che erano sicuramente i playoff, abbiamo ottenuto un secondo posto con una giornata d'anticipo e siamo tra le prime 8 sicuramente che si giocano appunto la Serie B. La giornata più bella è stato il pareggio a Cesena o altre partite di questa Ma stagione? ce ne sono tante. Io mi ricordo le trasferte a Pescara,
la stessa Perugia. Vittoriosi, ricordiamo. Sì, il recupero con la Vispesa negli ultimi minuti. Sono state tante partite che appunto ho seguito in tribuna, poi io sono una persona che sente molto le partite, quindi in trasferta, lì sono state veramente delle emozioni importanti. Ok, io inizio a leggere anche un po' di domande che sono arrivate, più o meno in tanti, Francesco, Fabio ricalcano il tema sullo stadio, però il Presidente ha detto, di fatto anche ricordiamolo un po' cosa servirebbe, perché poi abbiamo scritto gli articoli, però sempre si crea confusione, che la confusione non aiuta mai, di fatto servono i seggiolini in tutti i settori, servono i famosi tornelli per fare il salto di categoria, serve magari anche una mano, ecco questo è un tema che si può anche affrontare perché a breve inizierà la campagna elettorale a Sassari e il Vanisanna sicuramente tornerà di moda anche a livello politico, serve anche una mano dalla politica, perché a volte Certo. non tanto solo a livello di finanziamento, ma anche a livello burocratico, per fare una struttura che ricordiamo è pubblica, serve una mano importante dalla politica. Chiaro, sì. No, devo dire che ci sono stati degli interventi che sono stati molto molto importanti perché abbiamo realizzato tramite contributo regionale, che poi è diventato comunale, l'infrastruttura del campo che abbiamo dietro la gradinata, che poi abbiamo completato poi all'interno appunto dei nostri budget. Abbiamo anche avuto un contributo per la nuova copertura e per altre cose che sono state realizzate nella tribuna coperta, come le nuove scale, perché insomma il Vanissano è un vecchietto che stiamo cercando di curare, ma è sempre, ha sempre la sua età. Quindi devo dire che l'amministrazione comunale è stata presente e ci ha aiutato molto. È chiaro che se poi si vuole realizzare veramente uno stadio moderno, si parla sia di altre cifre e sicuramente di altri interventi. So che ci sono dei discorsi su queste tematiche a livello regionale, quindi diciamo, quello è uno dei punti aperti. Quello che possiamo fare noi, anche come società o con la proprietà, è cercare di, in ogni caso, rendere confortevole il Vannissano, sia per diciamo, la prima squadra, ma anche per i settori giovanili e per la scuola calcio. C'è un altro contributo che permetterà sempre del comune di realizzare altri 2 campi all'interno della struttura, perché questo è importante, perché il nostro obiettivo poi è far crescere non solo appunto la prima squadra, che sia come un corpo a sé stante, ma crediamo molto nella scuola calcio e nel settore giovanile. Tra l'altro un progetto bello, lei me ne parlava proprio dopo la partita contro il Cesena, diceva scuola Torres, non solo scuola calcio, proprio scuola Torres per formare anche i ragazzi, no? A livello anche di valori dello sport e non limitarsi solo a quello che è il gioco del pallone. Tra l'altro anche l'anno scorso avete organizzato un evento, un concerto importante internazionale al Vanissana e questo rientra immagino nel quadro di trasformare lo stadio in un luogo da vivere per la città. No, è così, infatti quando dovevamo dare il nome al campo dietro la gradinata ho tolto la parola calcio, l'ho chiamato campo scuola Torres, perché la prima cosa è creare diciamo un movimento sportivo anche in città, non si può fare che se non partendo dai bambini. Quindi sicuramente i bambini si devono divertire e devono essere diciamo educati nei valori sportivi, perché io sono sicuro che facendo così si crea anche un'energia positiva per tutta la città. Poi c'è anche il calcio, però si parte insegnandogli lo sport e questo è un concetto che noi abbiamo anche diverse affiliate, che deve essere condiviso da tutte le società che porteranno nella maglietta il marchio della Torres. Ecco, Presidente, torno all'attualità, c'è un playoff da preparare dopo la sfida col Pinetto, che è l'ultima partita per onorare il campionato, e di attualità la probabilità del ricorso del Taranto per riavere dei 4 punti, quindi bisognerà attendere comunque l'ultima giornata per capire bene se si slitterà in caso di una settimana all'inizio dei playoff o meno, oppure se non basterà, dati i risultati della classifica, appunto il ricorso del Taranto. A parte questo, voi avete fatto una scelta di preparare i playoff in Sardegna, quindi tra una città, tra la vostra gente, magari con delle amichevoli qui con squadre del territorio. Anche questa è, forse per una squadra sarda, è una sfida in più, perché magari una squadra di continente, come si diceva un tempo, avrebbe avuto più possibilità di fare amichevoli. Ma secondo me qua ci sono tutte le condizioni al contorno per preparare bene i playoff, quindi non dobbiamo poi andare a cercare fuori per forza cose che si possono trovare anche qua. Quindi adesso abbiamo questi 20 giorni che speriamo non diventino troppi di più
per cercare di andare a fare questa sorta di sorta di finali. E lì sarà appunto, sono sicuro che il mister, che ha fatto un lavoro straordinario quest'anno, che ha creato veramente diciamo un'armonia interna sia all'interno degli spogliatoi, ma all'interno ma anche nel campo, sono sicuro che troverà le chiavi giuste per farci fare belle figure. Ecco, con la squadra, come ci arriverà la squadra ai playoff, ce l'ha raccontato un po' Alfonso Greco. Le chiedo come ci arriverà la dirigenza, cioè come ci arriverà lei ai playoff, perché non è mai facile. Sarà dura, già si partirà il 18 quando sarà diciamo la data della prima partita. Già c'è il totto avversario. Esatto. Già C'è una squadra che facendo... teme di più, no? No, alla fine se si vedono un po' le possibili avversarie viene un po' la pelle d'oca, però dall'altra parte è una bella cosa, cioè capire che la Torres quest'anno si giocherà la Serie B con squadre che magari erano in Serie A da poco tempo, almeno in B, o squadre con diciamo proprietà importanti, è sicuramente un grande onore. Quanta fiducia ha lei in questi playoff della Torres? Io sono un ottimista. Un ottimista di sì, carattere. Quindi mi piacciono le sfide. Il massimo che si può raggiungere proviamo a raggiungere. È chiaro. A me piacciono sempre le sfide, sia a livello imprenditoriale sia a livello sportivo. Se no non aver preso la Torres. Comunque era una bella sfida, sicuramente, anche soprattutto la Sassarese. No, tornando invece, lei ha parlato del mister, è stato un rapporto particolare quello con Alfonso Greco, perché l'avete visto crescere, non aveva mai allenato tra i professionisti, ha fatto le sue prime esperienze con la Torres, quest'anno l'ha detto lei, ha fatto un lavoro straordinario. Sarà allenatore della Torres anche l'anno prossimo? Lo so che è una domanda da $1 milione adesso. Adesso dobbiamo pensare ai playoff, tutti concentrati a queste partite, e dobbiamo pensare a quello. Abbiamo ancora tante partite da fare, quindi è questo diciamo il focus principale. In tanti invece ci chiedevano, Vanni ce l'ha chiesto su Instagram, ma ce l'ha chiesto anche Alessio su Facebook, come si può rinforzare in futuro questa squadra che sembra già così forte dopo una stagione del genere? Cioè, qual è il progetto, l'ulteriore step che può fare questa squadra? Vabbè, è un bel gruppo, sicuramente dipenderà anche dalla categoria, certo, perché quello è fondamentale. Abbiamo visto che sicuramente si può sempre migliorare, perché quello che sicuramente guarderemo è, analizzando anche le partite, quali sono magari delle pedine che ci possono dare una mano, sempre che sposino il progetto, perché poi i supercampioni un po' asettici non sono mai, diciamo, persone che sono state inserite nelle nostre valutazioni. Noi abbiamo appunto una società che lavora tantissimo con Andrea Colombino, che è Future Lab, che ci permette appunto di analizzare tantissimo una mole di dati. Lì ritorniamo un po' ingegneri, però c'è sempre poi una valutazione anche comportamentale e anche un po' della storia del calciatore, perché i dati poi freddi non ci piacciono. Quindi il campione deve essere anche un bravo ragazzo, se no non è da Torres. Esatto. No, invece a proposito di Future Lab, voi avete fatto una scelta che è anche un po' particolare nel mondo dei professionisti, quella di autoprodurvi le maglie da gioco, cosa che vi ha permesso anche di disegnarle in base a quelli che sono i vostri gusti. Come mai questa scelta? Ma diciamo che questa è stata fatta con un'azienda del gruppo che appunto è sempre il Future Lab, che Future Lab ha la parte di analisi dei dati, e ha anche una parte, ci sono dei progetti di ricerca anche su dei particolari software che analizzeranno le partite, però questa è la parte tecnologica. E poi invece c'è la parte, perché anche lì appunto mi piacciono le sfide, e volevo creare un marchio sportivo made in Sassari, perché Future Lab adesso ha ormai 7 dipendenti che lavorano, quindi una società che appunto ha il cuore sassarese e anche il negozio qua al centro, il primo negozio, e quindi c'era un po' la sfida di cercare appunto di servirci non dai soliti marchi che arrivano da fuori, ma da un marchio fatto da noi. E anche lì abbiamo un po' dato anche responsabilità a tanti ragazzi che disegnano le magliette, producono, seguono gli ordini, e quindi sono sicuro un po' con la mentalità di Abinsula che se poi diamo anche un po' la possibilità a questi ragazzi di emergere anche qui a Sassari, poi le sfide si vincono. In questo caso creare un marchio sportivo
che magari poi uscirà fuori anche dal nostro mare. E faccio la domanda più all'imprenditore ora che al presidente. La scelta che non rifarebbe da quando ha preso la Torres e la scelta invece che la rende più orgoglioso, cioè quella strada che avete intrapreso che per No, lei diciamo il percorso è stato è anche giusto molto così. veloce, perché ci troviamo dopo appunto 3 anni che ancora non sono completati, in un secondo posto in Lega Pro, che è forse un risultato storico per la società. Quindi non ci sono cose che non rifarei. Le scelte, quello che ho visto, che è stato bello, un po' l'avevo visto nella mia impresa, che oltre ai budget economici è fondamentale il capitale umano, perché noi abbiamo un budget fatto di risorse umane che è molto importante. Certo. Appunto, e questo ci ha permesso anche dando magari possibilità anche a persone che magari facevano altro, che si sono buttate invece col cuore a gestire la Torres e siamo arrivati dove siamo arrivati. Quindi non, diciamo, rifare tutto. Continuo sulle domande all'imprenditore, perché questa è una curiosità che secondo me in tanti, magari non tanto i tifosi, ma molti colleghi o molti addetti ai lavori possono avere. C'è sempre stata una leggenda, soprattutto tra i giornalisti sardi, quella che per il substrato economico, diciamo, sardo è quasi impossibile avere 2 squadre, 3 professionisti oltre la Serie B. Le chiedo, è così? Che risposte ha visto dal territorio per dare una mano ad Abinsula per fare il salto di categoria? Diciamo che la risposta del territorio è stata importante, perché appunto, come ho detto in precedenza, quando c'è stata la necessità di fare dei lavori allo stadio in poco tempo, hanno quasi fatto, diciamo, la gara per aiutarmi. Dall'altro lato, anche l'anno scorso, soprattutto quest'anno, abbiamo tantissimi imprenditori che diciamo, però loro lo credono veramente, che sono parte del progetto. Cioè la Torres poi è della città. Certo. Io adesso ce l'ho in gestione, però la Torres è un pezzo un po' di tutti i sassaresi. Io ho solo l'onore di gestirla. Quindi, ed è anche giusto che tanti imprenditori la sentano. Ed è questo. Non ci sono altre che 2, 3 squadre, sono cose che Dipende dal non hanno. progetto. Sì, Non è una questione numerica, diciamo semplicemente. No, invece una domanda anche importante, perché comunque la piazza ha risposto con calore, tante trasferte, 700 persone a Cesena. Non lo so, poi faccio un giudizio al giornalista, magari in casa in qualche partita c'è stata un po' di pancia piena, qualche numero in più si poteva anche fare, però questo è un mio giudizio, però c'è stata una risposta importante di tutta la città sì. e le dico anche, si è visto il ritorno di tifosi anche fuori Sassari, magari dei paesi Sì. vicini, magari anche, per esempio io ho fatto la trasferta a Pescara, ho visto tantissime persone non sassaresi che però vivevano fuori da anni andare allo stadio e vedere e tifare la Torres. Questo credo sia anche un motivo di orgoglio in più. Sì, no, allora io devo ringraziare tutti i tifosi. Sì, qualcuno dice che alcune partite, invece non è così. La Torres ha una delle medie più importanti del nostro girone e quindi abbiamo fatto, diciamo, dei sold out, altre partite un po' meno, però la Torres è sempre stata seguita. Abbiamo un alto numero di abbonati, i ragazzi della curva sono sempre fantastici, ci hanno seguito sempre in tutte le trasferte, quindi non sono mai mancati una volta. Quindi, poi dall'altro lato posso dire che forse abbiamo riportato anche le famiglie, i bambini. Ogni domenica ci sono tante famiglie, quindi è stata un'annata veramente positiva per quanto riguarda il pubblico, perché proprio sta diventando uno spettacolo che è bello da seguire. Poi possono essere di più, ma quelle sono cose che guardiamo a quanti sono. Se posso fare una battuta, meglio lo stadio, immagino lo stadio mezzo pieno che uno stadio mezzo Ah, vuoto. beh, certo, sicuramente meglio anche rispetto ad altre annate. No, le chiedo invece, restando sempre sul tema dell'imprenditore che si è dato allo sport, voi non è la Torres la vostra prima esperienza, perché avete fatto esperienza come Abinsula anche al Latte Dolce, qual è secondo lei il problema principale di fare calcio, fare sport in Sardegna? Secondo me lo sport è uno dei veicoli sociali più importanti per rivalutare un territorio.
perché permette, appunto, come abbiamo detto prima, ma non con solo con la mia scuola calcio, ci sono tante scuole calcio del territorio che proprio diventano un punto di aggregazione di famiglie, di bambini e poi che diventeranno giovani. E quindi sicuramente lo sport è una delle cose in cui dobbiamo credere di più, qualsiasi gestione che ci sarà. Quello che facciamo noi, che faremo noi con la Torres, è continuare ancora a creare praticamente anche diciamo una realtà sociale, oltre a quella sportiva. Per un po', se posso parlare anche un po' del futuro del settore giovanile, domani abbiamo una finale playoff, quindi siamo arrivati secondi nel campionato di Primavera 4, quello è un ottimo risultato, arrivando appunto da annate in cui il settore giovanile invece non era così presente. Bisogna ringraziare il tecnico Marco Sanna e tutto lo staff, che ci ha permesso veramente di iniziare a vedere dei giovani a giocare con squadre importanti. Ricordiamo che abbiamo 3 squadre nazionali, che sono appunto la Primavera, l'Under 17 e l'Under 15, e l'anno prossimo aggiungeremo altre 2 squadre. Avremo anche l'Under 14 e l'Under 16, sempre a livello nazionale, proprio per un po' mettere alla prova questi ragazzi in territori che sono magari meno semplici di un territorio regionale, con persone e con soprattutto giovani anche di altre, diciamo, categorie o altre città, e sicuramente questo sarà, diciamo, una novità per l'anno prossimo. Ecco, invece, tornando anche un po' all'attualità, avete preso, abbiamo detto, dopo una lunga, l'abbiamo anche raccontata, trafila per riuscire ad acquisire la Torres. 3 anni fa avevate già in mente di voler portare la Torres in Serie B, lo dico io, voi per scaramazione dite, oppure è un obiettivo che vi siete messi lungo il cammino? Ma secondo me mettersi gli obiettivi così poi alla fine non è importante. Ti logora dentro? No, dobbiamo lavorare ogni anno al meglio delle nostre capacità, cercando di capire, di tenere una società in ordine, che è uno dei miei obiettivi principali, perché sennò non si vanno a creare dei meccanismi puliti. Invece dobbiamo praticamente appunto capire chi siamo, però cercare al meglio di utilizzare tutto quello che abbiamo, soprattutto le capacità imprenditoriali umane, per cercare di fare anche delle cose che all'inizio sembrano impossibili. Ecco, so che parto da un discorso più generale. Voi avete fatto un progetto che fa anche della continuità, no? Il vostro punto di forza. Avete tanti giocatori che erano con voi dal primo anno in Serie D e sono titolari in questa Torres che è arrivata a seconda. Penso a Gigi Scotto. Ma diciamo che alcuni erano con me anche al latte dolce, esatto, vi siete portati da prima ancora. Però, diciamo, parlando del progetto, come Nicolò, insomma, abbiamo... Sono in tanti. Abbiamo fatto, insomma, un bel percorso insieme. Molti di questi avete anche dovuto rispondere magari no a qualche proposta a gennaio. Dico, c'è un giocatore a cui magari in questi anni si è legato in maniera particolare? Non posso fare un nome, però sono tanti. Sono tanti e sicuramente so che magari anche loro sono legati a me, perché abbiamo creato un gruppo importante, un gruppo che non solo a livello, diciamo, calcistico sta dando un po' dei segnali importanti alla città, ma io dico anche a livello comportamentale, anche a livello un po' di far innamorare un po' la Torres e i nostri tifosi. Andiamo a leggere anche un po' di commenti che arrivano dai social. Intanto c'è un saluto da parte di Antonello Diana che ci segue sempre. Dice un saluto a Pierluigi Forza Torres. Andiamo anche avanti. Alessandro Farina, da tifoso della Torres devo dire solo grazie a questa dirigenza state facendo qualcosa di straordinario. Poi c'è invece Sarapodi, sempre Forza Torres, sono tanti gente che è carica. Alessandro chiede amichevole con latte dolce e atleti curi per festeggiare la salvezza delle 2 squadre. Questo è un augurio che facciamo alle 2 squadre. Auguro sicuramente a entrambe le squadre di salvarsi
un po' di festeggiare insieme alla Torres, quello è sicuro. Diciamo che qualcosa in programma c'è con la squadra di Serie D. Dai, Germano De Sia, a prescindere dall'avversaria, speriamo che la modalità per effettuare le trasferte non siano troppo complicate, la società può muoversi in merito? Beh no, perché poi alla fine sono dei... Sì, questo magari mi collego a questa domanda, perché molti appunto poi considerano i budget di spesa, considerando invece che noi dobbiamo, mentre le altre squadre fanno sempre una trasferta, 2 trasferte appunto nell'isola, noi le dobbiamo fare quasi tutte le domeniche. Quindi per questo bisogna ringraziare sia lo staff, il tecnico, la squadra. Molte volte noi per fare una partita dobbiamo dormire 2 volte fuori casa. E quindi rientrare lunedì, il giorno libero, molti appunto fuori magari hanno il giorno libero, noi siamo in viaggio. Quindi anche i risultati che abbiamo ottenuto sono veramente straordinari anche per queste cose, perché poi oltre alla parte economica, perché muovere diciamo un team di 40 persone la domenica è importante, però io dico anche a livello proprio di gestione dei giocatori, che fanno dei sacrifici veramente importanti. E dicevo, per fare una battuta, se dovesse capitare il Taranto, fate prima andare a New York, penso dalla Sardegna, che andare a Taranto. Vittorio Tossi, lo salutiamo, DS del Latte Dolce, che le conosce bene, ex ovviamente anche della Torres, dice complimenti a tutta la città, lo merita. Adesso dice, Presidente, non so cosa ci sarà futuro, ma già ora non posso che dire grazie di cuore, comunque sono... bravissimo, altri complimenti, grazie a lei e a tutta la dirigenza, Fabio Usai. Forza Torres, dice Mattia, da Parigi, comunque vada, noi abbiamo già vinto. Beh, Parigi è anche più lontana di Florinas, quindi comunque sia chi segue la Torres anche da Parigi. Per parlare dei viaggi bisogna un po' spezzare una lancia per il nostro team manager, che molte volte è la persona più odiata da tutti, perché anche più amata, gli fa fare percorsi un po' particolari senza poi sapere che magari sono gli unici. Perché non abbiamo sì. Gli aerei sono quelli, non è che possiamo fare delle noi cose. Noi che vi abbiamo seguito possiamo confermare che a volte bisogna fare degli scali improponibili, improbabili, però questo speriamo che gli anni prossimi sarà più facile anche con i voli. No, visto che abbiamo finito i commenti, le faccio un'ultima domanda, una battuta, più che una domanda. Siete ovviamente nel calcio, siete tutti un po' scaramantici, ma ha fatto una promessa, un fioretto, un qualcosa per i playoff o no? No, diciamo sono scaramantico degli oggetti che porto con me, quindi ci saranno durante i playoff. Sì, quindi sono già nel beauty case per i playoff. Va bene. Uno particolare me l'ha regalato un tifoso. Ah, quindi... ok. Ci sta. Non è Antonello, no? No. Perché Antonello so che è ovunque, anche con la società. Va bene, Presidente, la ringrazio, è stato gentilissimo. Ringraziamo ovviamente la Torres per averci concesso questa intervista. Come sempre restate su 131 per leggere tutte le notizie che riguardano la squadra rossoblu e non solo. Oggi il nostro Andrea Olmeo è stato ospite della squadra di Greco al campo per descrivere quello che è l'avvicinamento alla squadra della squadra rossoblu contro il Pineto per l'ultima stagionale, ma poi vi racconteremo tutto quello che sarà l'avvicinamento della Torres ai playoff. Insomma, ragazzi, grazie di essere stati presenti con noi, grazie di aver commentato in tantissimi, ci vediamo alla prossima, buona serata e sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.